Due grandi mostre nel 2022 molto importanti, con prestiti internazionali dai più grandi musei al mondo, quindi pensiamo al Louvre, National Gallery, Musei Vaticani, il Kunsthistorisches Museum. Partiremo a febbraio del 2022 con una grande mostra su Paris Bordone, che è uno dei pittori più grandi trevigiano del Rinascimento, è stato allievo di Tiziano e poi ha avuto delle committenze importantissime. Esploreremo le sue pale d'altare, che sono meravigliose, ma anche i suoi nudi, che sono veramente famosi e meravigliosi. Poi procederemo a marzo nel rinnovato Bailo, quindi un grande museo Bailo, uno spazio di oltre 3.000 metri quadrati con una mostra dedicata al romanticismo e al Canova, e basterà dire che arriverà Amore e Psiche, e quindi insomma penso che l'attesa per i trevigiani e non solo sarà ripagata da opere d'arte veramente straordinarie e pensate, da un valore incredibile, perché sono mostre che hanno richiesto un investimento, insomma ringraziamo i mecenati che ci stanno dietro, di quasi 2 milioni di euro, e anche la ricaduta sul territorio sarà molto importante, perché insomma, come gli economisti dicono, per ogni euro di spesa investito in cultura di qualità come grandi mostre c'è una ricaduta sul territorio che va dai 6 ai 10 euro, quindi anche per il tessuto produttivo della città un programma ambizioso ma molto importante, non solo dal punto di vista culturale ma anche quello delle attività produttive e del turismo. Insomma, sarebbe stato più facile sospendere tutto e con la scusa del Covid dire ci rivedremo più avanti. Noi invece siamo fortemente convinti che dalla cultura bisogna far ripartire i nostri territori, e quindi la nostra programmazione pluriennale, che per forza di cosa ha subito uno stop a causa della pandemia, come lo abbiamo subito tutti, oggi invece riparte all'insegna della collaborazione internazionale, all'insegna della cultura di qualità, all'insegna delle grandi e piccole mostre, all'insegna degli investimenti che questa città sta continuando a fare in ambito culturale, tenendo anche conto che nel 2022 la città di Treviso farà il vero salto di qualità, portando due grandi mostre in contemporanea, perché sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione del secondo stralcio del Bailo, e quindi avremo due poli museali di livello europeo, Santa Caterina e il Bailo, che vanno a unirsi a tutto il resto del patrimonio culturale, inteso anche come per esempio il nuovo museo di Santa Margherita, che è del Ministero. Quindi una città davvero che rinasce all'insegna della cultura, dell'arte e della qualità. Mi piace sottolineare l'internazionalità della nostra proposta, la sinergia con i migliori musei d'Europa, che fa sì che Treviso torni ad essere davvero al centro di un progetto culturale europeo. Abbiamo la fortuna di avere un aeroporto che ci collega con 40 paesi internazionali e 8 mete nazionali, e quindi credo che abbiamo tutte le carte in regola per poterci affacciare al mondo europeo anche dell'arte.